insieme a voi per un nuovo appuntamento di Mille Voci. Ecco il mio maestro Alessandro che mi accompagna in questa edizione, che mi accompagnerà anche oggi in questa puntata. Ma voi vedete un ingresso un po' particolare. Io sono ferma qui al centro, ma in realtà non sono sola. Questa è la magia della televisione, perché adesso il nostro Gianni Turco vi fa vedere da chi sono circondata. Guardate un po' qui che onore! Un intero coro gospel, tutto per noi! E diamo il benvenuto a Gianluca Buratti. Grazie di essere qui con noi. Noi ci siamo conosciuti in occasione di un Mille Voci che era nel periodo natalizio, quindi loro hanno partecipato a quel programma e siamo felicissimi di potervi ospitare di nuovo in questa edizione di Mille Voci. Tra l'altro, come potete notare, è un'edizione un po' particolare in cui questo coro canteranno loro tutti con la mascherina, proprio perché non si possono rispettare le famose distanze di sicurezza. Devo dire che per voi deve essere un'enorme fatica ogni volta cantare con la mascherina. Siamo abbastanza penalizzati. Dove è possibile manteniamo la distanza, dove non è possibile la mascherina è uno degli strumenti. Quindi un doppio applauso a voi, perché immagino la fatica oltretutto di cantare anche con la mascherina. Allora, come si chiama questo coro? Io faccio dire tutto a lui perché sono tutte parole in inglesi, che così non sbaglio la pronuncia. Quindi il nome del vostro coro gospel. Il nome del coro è Seven Hills Gospel Choir, ma in realtà è molto semplice perché Seven Hills non è altro che la traduzione di Sette Colli, per cui era un po' per identificare la nostra romanità. Ok, quindi provengono da varie parti della città di Roma. Raccogliete da Roma e anche Interland, perché c'è Roma e dintorni. Assolutamente sì, però insomma Seven Hills è identificativo dei Sette Colli romani. Seven Hills, l'ho detto. In inglese bene. Fa più figo. Fa no? figo, va bene. Allora, il nostro coro gospel, i Sette Colli, cosa ci presentate oggi? Canteremo Battlefield, che significa campo di battaglia. Quindi scendiamo tutti in campo perché stiamo tutti combattendo una grande e difficile battaglia e ci facciamo accompagnare dal nostro coro gospel Seven Hills. Gianluca Buratti! Grazie. My soldier on the battlefield, and I'm fighting for the Lord. I promise in heart, put serving on
Grazie. Uno spettacolo Grazie a nello tutti. spettacolo. Grazie Gianluca Buratti. Grazie a Noi voi. l'avevamo avuta una piccola idea col turco, questa la recicliamo per tempi migliori perché non abbiamo avuto l'occasione di farlo proprio perché è scoppiata una pandemia, ma noi dobbiamo fare una cosa insieme. Io voglio assolutamente cantare con voi perché siete strepitosi, sarebbe un'altra di quelle esperienze proprio spettacolari. Appena sarà possibile lo faremo, sì, assolutamente. Sicuramente. Grazie Gianluca, rimanete con noi, grazie, accomodati, prego, e anche voi, chi può si accomodi, anche qui dobbiamo cercare di organizzarci sempre cercando di mantenere le norme per la riduzione della possibilità di contagio. I miei tecnici adesso sistemano anche la scena, tolgono i microfoni panoramici che sono serviti proprio per farvi sentire la potenza di questo coro. E noi andiamo avanti, dopo questo inizio così scoppiettante e spettacolare, andiamo avanti col nostro programma. Ed è la volta adesso di una amica di Mille Voci, è entrata a far parte della nostra famiglia nel 2019, Marinella Bottazzi. Grazie. Torna con noi Marinella, siamo Questa volta felicissimi di averti in questa edizione di Mille Voci, Grazie. la 16ª edizione. Abbiamo avuto modo di ascoltarti, di ascoltare la tua voce. Salutiamo tutte le persone che abitano in Emilia Romagna perché lei si sente, si sente, vero? Si sente reggiana. Marinella è una cantante, un'autrice, interprete, anche speaker radiofonica da pochissimo tempo, quindi complimenti. grazie. Cosa ci canti oggi? Oggi vi porto una canzone facile ridere vivere, che è veramente facile ridere vivere. Diciamo che nasconde però una grande rinascita, una grande rivincita. Quindi a tutte le persone che hanno ostacoli nella vita, tiratevi su, ce la potete fare. Allora diamoci forza e coraggio con Marinella Bottazzi in Facile ridere vivere. Come un temporale che nasconde il sole, questo inchiostro copre il bianco di un diario, lucida ma sotto la luna, non so dire di no, neanche a te, ruvida ma come una piuma che leggera non è, anche se non c'è luce a destra, tra l'arancio e nuvole blu, non ho più paura di te. Facile ridere, vivere, con l'acqua alla gola è troppo semplice. Scrivere, liberi, quanto c'è da dire. Facile ridere, vivere, la mia pelle a sete è stato semplice. Scrivere, libera, ora prendo il volo. Come un temporale taglia rami enormi, ora incido forte quel che brucia dentro. La mia mano dipinge un sole, pomeriggio alle 3, penso a te, guardo tra i capelli il colore, quella voce dov'è? Anche se non c'è luce a destra, tra l'arancio e nuvole blu,
facile ridere, vivere con l'acqua alla gola è troppo semplice, scrivere liberi, quanto c'è da dire, facile ridere, vivere, la mia pelle a sete è stato semplice, scrivere libera, ora prendo il volo. Marinella Bottazzi! Mamma mia, quanto è dura, si suda a prendere il volo, Un bel impegno, grazie e complimenti Grazie. anche per il tuo videoclip, Grazie veramente. mille. Grazie Marinella Bottazzi. Questa è la faccia dell'emozione, anche un po' da pesce lesso, perché adesso vi presento un grande artista, è già stato ospite di questa edizione con enorme piacere. Lui è un bell'uomo, è un bravissimo cantante, è stato presentatore di questa trasmissione, quindi adesso voglio dire, sono anche grandemente messa alla prova, quindi poi sentiremo le critiche e i commenti di Gianni Nazzaro! Il maestro, cioè puoi assolutamente dove sta, maestro non solo per la conduzione di Mille Voci, ma tu sei anche un maestro di vita, perché sei spettacolare, hai questa passione per gli aforismi. Sì, vero? Sì, Ogni tanto te ne esci con queste frasette che sono Mi una piacciono chicca moltissimo. veramente adatte a ogni occasione. No, io adesso entrerò lì nel pubblico, sentivo tutto ciò che accadeva e ho visto questo coro Sì. gospel, Sì. i Seven Hills. Bravissimo, vedi, lo dice meglio di me. E mi sono chiesto, ma siccome noi italiani siamo un popolo in battere, mentre gli americani sono un popolo in levare, noi siamo tarantella e loro sono blues. Come fate voi dei Seven Hills? Scusa, quando vi trovate di fronte a una cosa che fa un staccato, questo dovrebbe essere, invece noi facciamo come fate a conciliare? Vabbè, Devo dire che ci sono riusciti, no? Sono Sì, stati alla grande, veramente grandi, quindi grazie. Gianni Nazzaro, è il momento dei grandi sentimenti. Sì. È un momento in cui veramente ne abbiamo bisogno di questi grandi sentimenti. Assolutamente sì, se sono vicini è più bello, se sono lontani, insomma. Si fa un po' più fatica Si e fa in un po' più questo fatica. periodo siamo stati purtroppo costretti a stare molto lontani anche da quelli che sono gli affetti più vicini per tutelare un po' anche, no? Le persone che sono un pochino più fragili, mascherina sempre pronta, nel taschino. come una pistola, strac. Infatti, quindi noi vorremmo dare un abbraccio e un saluto a tutte quelle persone che hanno bisogno della nostra protezione, del nostro sostegno in questo momento difficile, e lo facciamo con il romanticismo, la carineria e l'eleganza di Gianni Nazzaro. Gianni Nazzaro, i grandi sentimenti. E navighiamo in mezzo all'universo, tra verità nascoste, cercando un po' d'amore. Sopra gli appunti disegniamo i fiori, distratti e ricalcati, mentre guardiamo fuori. Siamo aggrappati all'immaginazione, il futuro si perde tra le cose passate e i grandi sentimenti tardano ad albeggiare, sono così lontani dalla vita
vita. Io ti ho cercato pure questa sera, era una fiaba antica, sapessi che fatica. Ci siamo persi dopo la tempesta, forse perché l'amore a volte dice basta. Il nostro viaggio tocca l'illusione, ma se il cuore è sincero si riparte da zero. E i grandi sentimenti tornano ad albeggiare, prendono per le mani questa vita, questa vita ancora indefinita. E i grandi sentimenti partono all'improvviso, quando ci abbandoniamo ad un sorriso, un sorriso. Amore sul tuo viso. Un sorriso, amore sul tuo viso, amore sul tuo viso. Ma che dire! Ma che emozione! Questa canzone è stupenda, bellissima e tu sei stato veramente un grandissimo interprete. Facciamo veramente un grande applauso a Gianni Nazzaro. Io mi devo trattenere perché sto con la lacrimuccia, però poi qual è il trucco? Mi avvicino, scusami Turco, sto facendo avanti e indietro, ma seguimi, vieni qui perché io... lei ha mantenuto la sua promessa, è stata gentilissima perché ha partecipato a una di queste puntate di questa edizione e io le ho chiesto ti prego per favore torna a trovarci e lei è tornata, Vilma Goic. Grazie. Vieni, Vilma. Bentrovati. Allora, come state? hai bisogno dell'asta per cantare? No. Allora la facciamo togliere, bene. Allora Vilma, grazie di aver mantenuto la tua promessa. Poi c'è il nostro maestro Alessandro che... Alessandro al quadrato. Alessandro al quadrato. Ecco, vedi, questa di Alessandro al quadrato ti perseguiterà per tutta l'edizione di Mille Voci e la colpa è di Vilma Goic. Ecco. Allora Vilma, un altro grande successo. Sì, questo l'ho rifatto io perché mi ricorda una cosa. Le canzoni che io rifaccio degli altri praticamente sono cose che mi riportano indietro e mi ricordano qualche cosa di bello. Questo mi ricorda una cosa bella, non la voglio dire se no mi commuovo. Va bene. E allora, però la canto. È una canzone che conoscono tutti, se volete la potete cantare tutti in coro, anche a casa tra l'altro. Io l'ho fatta un po' alla mia maniera senza sconvolgere perché è una canzone talmente particolare e talmente classica che non si poteva sconvolgere assolutamente, però l'ho fatta un po' alla mia maniera. Bene, ecco. La nostra Vilma Goic in Che sarà? Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato,
La noia, l'abbandono, niente, sono la tua malattia. Paese mio, ti lascio e vado via. Che sarà, che sarà, che sarà? Che sarà della mia vita, chi lo sa? So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà? Che sarà della mia vita, chi lo sa? Come porto la chitarra e se la notte piangerò, una nenia di paese suonerò. Gli amici miei son quasi tutti via e gli altri partiranno dopo me. Peccato perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà? Che sarà della mia vita, chi lo sa? So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Che sarà, che sarà, che sarà? Che sarà della mia vita, chi lo sa? So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. E che sarà, che sarà, che sarà? Che sarà della mia vita, chi lo sa? So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Grazie Vilma, grazie per questo che sarà, chissà che sarà. E che sarà, è che proprio sarà? questo. Questa è la domanda che ci facciamo. Sì, meno male che qui veniamo e almeno cantiamo qualcosa. Ecco. Brava, quindi visto che hai detto questa cosa qui, adesso dopo ce ne canti pure un'altra, hai capito? Come tu devi stare attenta a quello che dici, perché io poi ti colgo la palla al balzo, che è tanto piaciuto cantare a 1000 voci e poi ce ne fai sentire un'altra, va bene? Va bene, allora a dopo, mi Grazie raccomando. Vilma Goic. Allora Turco, seguimi che vado a prendere il tenore di 1000 voci. Ecco Che qua. onore, grazie. Dopo 2 pilastri così. Hai visto? C'è certa emozione, c'è. Eccolo il mio Matteone. Eccoci qua. Qui abbiamo un sacco di Mattei in Italia.
Dai, io spero di essere il Matteo giusto. Il nostro Matteo è il migliore, lo posso dire, altro che gli altri Matteo famosi in questo paese. Il nostro Matteo è il migliore. Grazie. Ed è il tenore, ormai soprannominato il tenore di 1000 voci. Sono onoratissimo, lo riconfermo. Matteo Tiraboschi, un grande ritorno in questa edizione. Lui ha studiato canto, ha cantato con dei grandi cantanti, lui scrive, suona, compone tutto, quindi la musica è la tua vista, sì, dice sì, lui. Sì. Vero. Cosa ci canti oggi, Matteo? Un pezzo dedicato all'amore, a tutte le donne che hanno amato e ci hanno amato, e si chiama Mai più come te del grande Claudio Baglioni. La faccio nel mio stile, spero che vi piaccia. Quindi in stile Matteo Tiraboschi abbiamo Mai più come te. Basta un gesto, forse una fotografia, perché ogni cuore ha una memoria tutta sua. Si vede sempre quando strappi via una pagina, come ti fissa una fotografia di ieri. La stagione delle piogge arriva qua, alla stazione della mia malinconia, e scende tiepido acquazzone di una lacrima sull'ultima tua voce che ho in segreteria. Mai più come te, nessun'altra mai, perché dopo te io sì che mi innamorai sempre più di te, quanto tu non sai. E anche senza te c'è qui la tua assenza ormai, e amo come te. Chiudo gli occhi e faccio buio dietro me, e la mia mente come il treno delle 6, quando ritorna a casa la tua cara immagine, in un silenzio che non vuoi far stare zitto. Non è tanto questa fine tra noi due, ma tanto quelle sue rovine dietro me, e accanto ai passi con cui pesto ombre di nuvole, quando esco a buttar via gli avanzi di poesia. Mai più come te, nessun'altra mai, perché dopo te io sì che mi innamorai sempre più di te, quanto tu non sai. E anche senza te c'è qui la tua assenza ormai, che amo come te, ma come sempre è tardi per amare.
l'amore è una pena da scontare per non trovarsi soli, soli è meglio è amare, perdere che vincere, che non amare mai, mai più come te, nessun'altra mai, perché dopo te io sì che mi innamorai sempre più di te, quanto tu non sai, e anche senza te c'è qui la tua assenza ormai, che amo come te. Mai più come te. Grazie molte. Mai più come te, Matteo. Ma Grazie. dove lo prendiamo un tenore come te noi? Grazie, Vieni. grazie. Ecco qua, ti accompagno. Gentilissimi. Ma che scherzi, siamo onorati di averti qui con noi. Grazie Matteo Tiraboschi. Grazie a voi. Ah, ecco. Allora Gianni, scusami, è che è successa una cosa improvvisa, mi hanno avvisato adesso, quindi Alessandro, per favore, dobbiamo prepararci un po' spiritualmente, perché abbiamo una visita importante, è arrivato adesso, quindi mi hanno detto per cortesia cercate di stare buoni, abbiate un certo tipo di contegno, quindi mi raccomando non dire cose sconvenienti, un po' di serietà in studio per cortesia, perché abbiamo veramente un ospite, che vi dico, eccezionale. Turco, guarda, io mi sposto perché lascio proprio a lui la scena, lo studio, perché si prenderà tutto lo studio. Non puoi capire che è venuto a trovarci, ma guarda tu, guarda. Fratelli e sorelle, buonasera, che piacere stare con voi, anche se io sono abituato a parlare davanti a milioni di fedeli, a un gruppo nutrito di persone. Avete cenato voi? No? Quindi non siete un gruppo nutrito, perché siete artisti. Se eravate politici, mangiavate di più. Per carità, anche a me mi piace mangiare, mi piace anche cucinare. Tutte le domeniche, dopo la Santa Messa a San Pietro, mi preparo un bel piatto di spaghetti, pomodoro e basilica. Il pomodoro è importante, ci vuole, e mi sono stancato di mangiare sempre in bianco. Ma oltre che a nutrire il corpo, bisogna nutrire lo spirito, recuperare i valori cristiani che sono sempre più in crisi. Persino i cardinali perdono la bussola. Ho dovuto dimissionare un vescovo con l'accusa di aver avuto rapporti con una donna sposata. E lui si voleva assolvere dicendo che era un grande privilegio per lui avere rapporti con donne con la fede.
Ma io voglio abolire tutti i privilegi degli uomini di chiesa, voglio abbassare le pretese del Vaticano. Quello che prima era d'oro con me è diventato argento, anzi argentino. Ma ora vi lascio nelle mani del Papa tedesco, il Papa Ratzinger. Oggi è con grande gioia che sono qui con voi in questo bellissimo studio. Mi ricorda un locale che ho aperto assieme a Papa Francesco, il Papete. L'avevamo dovuto chiudere non per il lockdown, ma per le accuse di ingerenze mafiose, perché avevano detto che noi papi avevamo a che fare con la cupola. Ma chiarito l'equivoco, l'abbiamo riaperto e adesso possono entrare cani e porci. Infatti vengono sia attori che politici. Io preferisco i cani, anche perché quando ero pontefice sono stato preso in giro, sono stato preso per un cane, sì, un pastore tedesco. Ma non mi offendo, importante essere un cane di Ratzinger. E adesso però vi lascio perché io ho un altro cane, il mio cane non è come me, lui è un bastardo, ma no, nel senso buono, è nato a Roma da 2 razze diverse, un setter collie. Gabriele Marconi! Il nostro Gabriele Marconi, grazie per questo momento, attore, imitatore, come avete potuto vedere. Bene, andiamo avanti con la nostra trasmissione. Mi avvicino un attimo al maestro Alessandro. Ecco, che è successo adesso? Perché adesso vediamo se intuisci chi è il prossimo artista. Tu canti? No, non tocca a me. No, non tocca a me. No, ero venuta qui perché volevo sapere se mi vuoi lasciare. Ah, dimmi almeno perché. Bravissimo. Però è meglio non dirlo, secondo me. Ah, no? Tu sei di quelli che lasciano senza dire perché? No, però il perché non è uno. Cioè uno dovrebbe passare il resto della vita a spiegarlo. E ognuno poi capisce quello che vuol capire, non la realtà. Allora, invertiamo la tendenza. Se lo volete lasciare a lui, non diteglielo. Non me ne dite niente. Michele! Sì. Bentornato in questa edizione di Mille Voci. Felice di essere qua. Grazie, anche noi lo siamo tanto. Tu non ci lasci mai, questa è la cosa bella. Alla faccia del coronavirus. Alla faccia del coronavirus. Non si può manco dire alla faccia più di chi ce va male, ma alla faccia pure loro. Quindi alla faccia del coronavirus tu hai fatto un lunghissimo viaggio per essere qui con noi, quindi noi te ne siamo veramente molto molto grati. Cosa ci canti oggi? Oggi ho scelto una canzone di qualche anno fa, che avevo inciso, che è nata subito dopo il mio primo viaggio di tournée negli Stati Uniti, a New York. E allora abbiamo scritto questa canzone che ricorda quel momento lì. Bene. Si chiama Cade la neve a New York, perché quell'anno lì a New York nevicava. Bene, quindi il nostro Michele con questa canzone che ricorda un po' questa esperienza della sua tournée anche americana, perché il nostro Michele ha girato tutto il mondo ed è famoso in tutto il mondo, è tenuto alta e tiene alto la musica leggera italiana, è il nome della nostra bellissima musica. Non ero solo, ero con tutto il gruppo, quindi era una bella comitiva di italiani che andavano a New York. Certo. Bene, quindi un grande anche un saluto a tutti gli italiani che ci seguono in tutto il mondo, perché Mille Voci è una trasmissione seguita in tutto il mondo, anche in America Latina, quindi a tutto il nostro pubblico che ci segue dall'estero, il nostro Michele con Cade la neve.
turisti italiani a New York. Siamo atterrati con la luna triste. Quest'aeroporto ci addormenta il cuore. Dal vetro fuori all'oblò cade la neve a New York. Portiamo il sole, portiamo provviste per qualche amico che vive nel Bronx. Siamo preparati a dolci conquiste. La quinta strada ci invita al suo show. Dal cielo a sotto il metro siamo arrivati a New York. Come l'Italia, l'America esiste. Come in Italia, qui nevica un po'. Cade la neve a New York, cade la neve a New York. Ritmo di luci che inonda le strade, ritmo di suoni pulsanti nel cuore, voci che intonano questa canzone, canzone d'amore. Una canzone che ci fa volare sui grattacieli e sui ghetti del Bronx, dicembre Yankee coperto di neve, fa un freddo cane, scaldiamoci un po', cade la neve a New York. Ho visto incroci di razze mai viste, qui la natura fantastica un po', un grande amore, due lingue diverse, l'istinto dice che lo incontrerò, se il cuore accende un falo, scioglie la neve a New York. Come l'Italia, l'America esiste, come l'Italia, qui nevica un po'. Cade la neve a New York, cade la neve a New York. Ritmo di luci che inonda le strade, ritmo di suoni pulsanti nel cuore, voci che intonano questa canzone, canzone d'amore. Noi siamo figli del vecchio stivale, di quel paese bagnato dal Po. Questo Natale è un Natale speciale e questa America è un grande jukebox, cade la neve a New York. Michele! Cade la neve a New York, che bella atmosfera. Guarda, ci hai veramente descritto questa esperienza con questa canzone, grazie. Sono arrivato a New York e parco un carro a Bash. Perché là parlano... No, parlano... Fermi, Turco, stringi perché questa non mi ricapita. Adesso la ridici. No, ridilla, che è spettacolare, senti. Sono arrivato a New York e parca un carro a Bash. Posteggia la macchina lì sotto. Ok, parlano così a New York. Poi forse più anche gli italiani che perdono un po', no, la lingua italiana quando parlano all'estero, quando tornano mescolano un po' le lingue, quindi io mi ricordo che avevamo dei compaesani che dicevano che venivano da Brooklino invece di dire Brooklyn. Ma questo era il modo di parlare proprio Brooklino. Di Brooklino, bene, allora un saluto a tutti i nostri compaesani che vivono all'estero, a tutti gli italiani che vivono all'estero. Grazie Michele. Sì. Tu vuoi fare l'americano, veramente. Ma sei nato in Italia? E sei nato in Italia. Invece sai che cosa mi è capitato? Di riuscire a cantare anche in altre lingue che non fossero soltanto la lingua italiana, perché Gianni Turco mi ha lanciato questa sfida, perché sai che Mille Voci si vede anche in Brasile
Certo. Lui è brasiliano, ha la moglie brasiliana, noi salutiamo tutti i nostri amici brasiliani e lui mi ha lanciato questa sfida, ha detto voglio proprio vedere se riesce a cantare in portoghese. E c'è una canzone che è molto famosa lì in Brasile, che per capirci è come cantare qui volare. Quindi lì è questa canzone molto famosa di Roberto Carlos. E guarda un po', io adesso... Ce la canti. Bravissimo, vedi che quando ti applichi impari la scaletta? Quindi con questa canzone di Roberto Carlos, accompagnata da Fabrizio Musilli e Federica Chicchiricò, vi canto Como é grande o meu amor por você. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo céu, nem mais estrelas, nem mesmo mar é o infinito, não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Grazie Fabrizio, grazie Federica, splendidi compagni di viaggio, grazie. Bravi anche loro. Bravi, molto vero? Bravi, molto bravi, carini, sono molto contenta di averli con me anche in questa edizione. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata e di questo appuntamento, ma visto che io l'ho incastrata e lei si è fatta incastrare, prima di chiudere noi vogliamo riascoltare la nostra Vilma Goic. Se voglio. Se vuoi. Se voglio. Ma tu vuoi perché sei carina con noi. Voglio, sì, se no no. No, ho fatto i complimenti a Michele perché mi è piaciuta molto la canzone di Michele che non conoscevo. Piace molto la neve a New York perché mi ricorda una nevicata a New York tantissimi anni fa
e ero con mio ex marito, ero appena sposata tra l'altro, quindi mi ricordo di questa che siamo entrati in teatro a Broadway tutti eleganti perché pensavamo che si andasse tutti eleganti, una volta a teatro si andava eleganti e invece a teatro erano tutti in jeans, tutti noi gli unici eleganti in tutto il teatro a Broadway. E poi siamo usciti e c'era la neve alta così. Che era io con le caduta mie nel frattempo. scarpine da sera, i miei, capito, tutta elegante così, e poi c'è la neve alta così, però dato che io sono nata in mezzo alla neve, mi è piaciuta A te molto. piace? Sì, mi piace molto. Dove sei nata? A Cairo Montenotte, in provincia di Savona, vicino a dove abitano loro. Salutiamo quindi tutti gli amici. Sì, no? loro, perché devi sapere che Cristina e Michele abitano vicino a me, dove sono nata io, e devo andarli a trovare perché devo rivedere un po' i miei posti, quindi andrò a trovarli così ci faremo anche una cantata insieme. Bene. Fate qualche video e poi mandatecelo. Sì, facciamo anche qualche video perché lei è bravissima a fare i video. Bene. Quindi riprende tutto lei, in assoluto. Vabbè, senti, Vilma, vai, la presento io, vai. Non presentarla. No, non la presento, però No. devo dire soltanto una cosetta che ci tengo tanto. Eh. Non dico neanche il titolo della canzone, Eh. però questa cosa la dico. Il mio papà l'ha cantata alla mia mamma per convincerla a farsi sposare. Ecco. Quindi erano al mio Vedi? paese in Calabria si facevano all'epoca e si fanno ancora le serenate e quindi sotto la finestra se lei accende la luce quando tu canti vuol dire che si affaccia e accoglie. Se non accende se la non luce accende vuol la dire luce che- t'ha dato il bidone. Il problema è che dalle mie parti se accende la luce deve anche offrire da mangiare e da bere a tutti. Ah. E quindi perché tutti quelli che hanno fatto la serenata qualcosina hanno Bella bisogno mia. di fare per rifocellarsi. Quindi con questa canzone il mio papà ha conquistato la mia mamma. Io devo dire che l'ho cantata anche per il turco in un'edizione di 1000 voci, se no poi mi riprende. brava. È stata l'edizione nella quale il turco ha detto con questa ragazza faremo grandi cose. Vedi? Quindi, Ecco. oh mamma mia, eccolo il mio babbo, che bello. Guarda, adesso si emoziona, non ti guardare, niente. Va bene, un abbraccio quindi e grazie a Vilma che ci fa rivivere questa grande emozione. Vilma Goic! Grazie. Vado qua se no mi sgridano. Se stasera sono qui è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai, se stasera sono qui è perché so perdonare e non voglio gettar via così il mio amore per te. Per me venire qui è stato come scalare la montagna più alta del mondo e adesso che sono qui voglio dimenticare i pensieri più tristi giù in fondo. Se stasera sono qui è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai.
sera sono qui è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai. Grazie Vilma Goic, io non so in che condizioni sono perché non ho fatto altro che piangere tutto il tempo. Faccio questo effetto. Hai fatto questo effetto. Grazie Vilma Goic per essere stata con noi e io sono sicura che riusciremo a incastrarti ancora per tornare prima della fine di questa edizione di Mille Voci. Ne parlerai col turco, vedremo se ci riusciamo, molto volentieri. Grazie Vilma Goic. Ciao a tutti, grazie. Va bene. Mio Dio, è stata veramente una grande emozione, scusate il bello della diretta, questo è quanto, quindi adesso saluto tutti gli amici che sono stati con noi in questa puntata, il nostro coro gospel Seven Hills con Gianluca Buratti, Gianni Nazzaro, Michele, Vilma Goic, Matteo Tiraboschi, Gabriele Marconi, Marinella Bottazzi, spero di non aver dimenticato nessuno. Grazie al maestro Alessandro, grazie a Gianni Turco, a tutti i tecnici, a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa puntata. Un bacio a tutti coloro che non ci sono più e che ci seguono e sono nel nostro cuore. E adesso Turco, fammi riprendere e parti con la sigla.